In questo storico palazzo della Regione del Veneto, a nome del Comitato del Leone d'Oro e del Gran Premio Internazionale di Venezia, diamo a tutti voi un caloroso benvenuto. Vogliamo ringraziare innanzitutto il Presidente della Regione del Veneto, l'Onorevole Luca Zaia, per l'evento di questa prestigiosa manifestazione giunta oramai, pensate, al 77° anno. Ringrazio il Comitato e il Presidente del Leone d'Oro, il Dottor Sileno Candelaresi, il Presidente del Leone d'Oro per la Pace, il Senatore Mario Baccini, il Presidente del Leone d'Oro dello Sport, il Dottor Luciano Moggi, il Presidente del Gran Premio Internazionale di Venezia, l'Avvocato Leopoldo Lombardi, il Presidente del Leone d'Oro per l'Imprenditoria, l'Avvocato Carmelo Monaco, i Vicepresidenti del Gran Premio Internazionale di Venezia, il Dottor Walter Scognamiglio, il dottor Vincenzo Schiavo, l'ingegnere dottor Francesco Vannozzi, l'avvocato Carlo Scorsa, Leopoldo Marzano, il giornalista Lorenzo Maier, il capitano dottor Nicola Falconi e Giorgio Vianello. Ora, prima di entrare nel vivo della cerimonia, vi racconto la storia del Leone di San Marco. Il simbolo di Venezia e della Repubblica Serenissima è il leone alato. Ma forse non tutti sanno che essa è la raffigurazione simbolica dell'Evangelista San Marco, la cui salma fu portata a Venezia da due mercanti veneziani provenienti da Alessandria d'Egitto. Il leone alato di solito è rappresentato con una revola, una spada e un libro sotto la zampa anteriore destra. Nell'iconografia cristiana, il leone simboleggia la forza della parola dell'Evangelista, le ali, l'elevazione spirituale, l'aureola, la santità. Parlando invece della rassegna, possiamo dire che è nata nel 1932. Precedentemente, fino al 1942, il massimo riconoscimento era la Coppa Mussolini, che veniva assegnata sia per il miglior film italiano e sia per il miglior film straniero. Il prestigioso riconoscimento è noto come Gran Premio Internazionale di Venezia dal 1947 e come Leone di San Marco fino al 1953. Solamente l'anno successivo, nel 1954, diventa Leone d'Oro, riassumendo in un aggettivo lo spessore del suo quid e l'intento di promuovere la continua e armoniosa espressione di tutte le arti. Dal 2007 è stato istituito il Comitato del Gran Premio Internazionale di Venezia, la cui presidenza è stata affidata al dottor Sileno Candelaresi fino a dicembre 2018, portando onore e prestigio sia per l'ottima organizzazione delle manifestazioni che per il livello dei personaggi premiati. Il dottor Sileno Candelaresi è anche il titolare dei marchi del Leone d'Oro con licenza d'uso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Dal 1 gennaio 2019 è stato nominato presidente del Gran Premio Internazionale di Venezia l'avvocato Leopoldo Lombardi, mentre dal 1 gennaio 2019 il dottor Sileno Candelaresi è stato nominato presidente del Leone d'Oro. Nell'anno 2007 è stato istituito il Leone d'Oro dedicato all'editoria, imprenditoria, musica, danza e comunicazione, a produttori di successo, nonché a tutti gli artisti nazionali ed internazionali. Nel 2017 è stato istituito il Leone d'Oro per la Pace, patrocinato dal Ministero della Difesa. Nel 2019 il Leone d'Oro per lo Sport, patrocinato dal CONI e dal Comitato Paralimpico.
Durante gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 abbiamo organizzato conferenze consegnando prestigiose pergamene come riconoscimenti speciali sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica Italiana. Ora lascio la parola al Presidente del Leone d'Oro, il dottor Sileno Candelaresi. Grazie per essere qui, perché se siete qui evidentemente siete l'eccellenza italiana, siete persone che meritano di essere premiate e noi siamo onorati di farlo. Prima di passare al cerimoniale, quindi a premiarvi, voglio farvi vedere quello che facciamo come Accademia del Leone d'Oro. Noi facciamo tanta beneficenza, soprattutto verso quei bambini che sono oncologicamente parlando, perdono anche i capelli, e quindi noi non solo li aiutiamo sotto l'aspetto psicologico, ma anche e soprattutto con il fatto che, essendo che perdono i capelli, si vergognano magari ad invitare i loro amici di scuola in ospedale, non possono uscire dall'ospedale e quindi frequentare i propri compagni, proprio perché non hanno capelli. E noi abbiamo fatto sì che con delle protesi particolari possono loro avere i capelli, quindi fargli ritornare il sorriso. E infatti questo è lo spot che abbiamo girato. Ogni giorno c'è un problema in più, ma che si risolve grazie al Signore con l'aiuto di tutti. Sappiamo qual è il valore di chi fornisce l'aiuto all'ospedale, nella consapevolezza di riuscire ad aiutare a dare una risposta a tante persone che soffrono. E sappiamo che in questo caso l'Accademia del Leone d'Oro riesce a dare un aiuto importante alle persone più fragili, e cioè ai bambini. L'obiettivo dell'Accademia del Leone d'Oro è andare oltre le parole, è fare. Noi acquistiamo protesi di capelli veri a questi bambini e questa cosa è nata per caso, perché noi ogni anno con personaggi dello spettacolo mi trovo un anno in particolar modo con Pino Insegno e altri personaggi al Bambin Gesù, e come ogni anno davamo giocattoli, davamo anche soldi per chi aveva bisogno. In un'occasione c'era una bambina di 6 anni, gli abbiamo dato la Barbie come regalo, era contentissima, ma ha fatto una riflessione. Ha detto: mamma, ma perché questa bambola ha i capelli e io no? E quindi ci siamo veramente azzittiti un po' tutti quanti. Pino ha cominciato a fare un po' di battute per sdrammatizzare la situazione, ma da lì ho preso l'idea di cercare di trovare il modo per dare sorriso a questi bambini, e ne abbiamo accontentati più di 300 e siamo soddisfatti di questo. E grazie a tutti coloro che hanno contribuito, perché ogni protesi costa dalle 3.000 alle 5.000, sono protesi particolarissime, perché i bambini quando le mettono, anche se fanno la doccia oppure si strappano, insomma non si toglie soltanto con un determinato modo, e quindi sono costose, però vi assicuro che il sorriso di un bambino vale più di ogni altra cosa. Poi insomma quando si parla di bambini, no? Ci tocca il cuore. Va bene, passiamo ad altro argomento. Abbiamo istituito quest'anno con la Michelin e con Gambero Rosso, abbiamo istituito la Star Chef Lion Golden, cioè diamo agli chef le stelle, quindi chef stellati. Ma come è venuta questa idea a Venezia? Perché abbiamo fatto un po' di ricerche. Nel 600
c'era un tizio, si chiamava Guido Tirelli, che era un cuoco della Serenissima di Venezia, che lui ha inventato, per gratificare i cuochi migliori in Italia, ha inventato proprio dando le stelle. E quindi abbiamo pensato, noi siamo a Venezia, il cuoco era veneziano della Serenissima e quindi abbiamo inventato questo. Vediamo il filmato. Nasce questo marchio. Con i più grandi chef nazionali ed internazionali, dando loro lustro, onorandoli con la stella del Leone d'Oro. Questa è la stella del Leone d'Oro con Star Chef Lion Golden. Da questo momento in poi tutti coloro che riceveranno questa stella saranno chef stellati e ogni anno faremo un annuario con l'Armando Curcio Editore riconoscendo coloro che ritireranno questa stella ufficialmente chef stellati. Quindi è una cosa veramente molto importante, anche perché la stella con il leoncino è tutto in oro zecchino 24 carati, quindi è anche un prezioso. E prima di passare alle premiazioni volevo farvi vedere quello che abbiamo fatto, chi abbiamo premiato durante tutti questi anni come Gran Premio Internazionale di Venezia. Noi siamo stati alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, dando a imprenditori, a personaggi dello spettacolo, a personaggi sportivi, abbiamo dato la prestigiosa pergamena con la nomination e dopodiché abbiamo stabilito chi poteva venire qui a Venezia a ritirare un premio, chi il Leone d'Oro, chi il Leone d'Argento, chi la targa, chi un premio. Vediamo il video. Qui alla Camera dei Deputati abbiamo nominato ambasciatori della pace nel mondo alcuni personaggi. Tra cui Bruno Vespa, Silvio Berlusconi e personaggi dello spettacolo. Qui abbiamo dato i riconoscimenti speciali sempre alla Camera dei Deputati. Qui invece eravamo al Senato della Repubblica. Che verrà premiato al Palazzo del Cinema 2006. Il Leone d'Oro è un ospite veramente unico, straordinario. Il suo nome è Tony Renis. Possiamo alzare un po' la voce? Ciao Tony. Ciao Sammy. Devo dire, era un gran bel pezzo questo. Non male, sì. Nella storia proprio della musica internazionale, italiana internazionale. Tony Renis, il Leone d'Oro. Questo è il sogno, ho sempre sognato un Leone d'Oro. Io ne ho già due, ma sono due leoni piccolini. Sono due leoni di Sanremo, sai che Sanremo ha anche lui, però, certo. Però sono due leoncini, questo è vero. Questo è un leone vero. Grazie, bene, io ringrazio Venezia, ringrazio tutti voi di questo stupendo premio. Non so neanche come presentarlo, posso semplicemente dirvi che il cognome è Carisi, quindi avete capito che sto parlando di Albano.
Leone d'Oro ad Albano. Grazie. Morde? Allora, vogliamo comunque ringraziarti di essere intervenuto qui con noi, quindi buone cose per la prossima volta. Auguro che lo zoo aumenti sempre di più e che ci siano tanti leoni per tutti coloro che sono dei leoni nella vita, e ne conosco tanti, tantissimi. Leone d'Oro ad Albano, grazie. Grazie Albano. Andiamo avanti, quindi passiamo al prossimo personaggio. È un cantante, un musicista. A un certo punto doveva diventare professore universitario, ma molto presto ha capito che doveva per forza fare il cantante. Lui si chiama Edoardo Vianello. Allora, vogliamo consegnare qui il premio ad Edoardo Vianello? Allora, ufficialmente ti consegniamo qui il Leone d'Oro. Il Leone d'Oro a Edoardo Vianello. Grazie. Posso dire una cosa? Allora, sono particolarmente felice perché io ho radici veneziane e quindi ricevere un premio alla carriera a Venezia mi riempie di gioia. Grazie. Grazie Edoardo Vianello. Il personaggio ora che premieremo è un personaggio straordinario, l'eterna Giamburrasca della canzone italiana. Eccola qui con noi, Rita Pavone. Come stai? Ciao Rita. Buonasera. È un vero piacere averti qui con noi questa sera. Grazie di cuore. Devo dire che per tutto quello che tu hai fatto te lo meriti, quindi questo Leone d'Oro per Rita Pavone, il Leone d'Oro. Beh, dopo 42 anni di carriera è una bella cosa, grazie mille. Quando gli si chiede ma che mestiere fai, lui dice nella mia dichiarazione dei redditi c'è scritto musicista. Lui si chiama, amici, Detto Mariano. Mariano, la voce che abbiamo sentito mentre tu venivi qui è quella di Mario Del Monaco, un pezzo straordinario, un amore così grande. Ed è un pezzo nato dalla collaborazione di 4 entità: Guido Ferilli, Antonella Maggio, Detto Mariano e Mario Del Monaco. Questo quartetto ha portato questa canzone ad un successo mondiale ed è una cosa della quale io sono molto fiero. Ha detto Mariano, il Leone d'Oro. Sì, grazie. Sono molto contento di questo premio, primo perché è un premio speciale preso in un'università speciale come Venezia, poi perché io sono leone con ascendente leone. Questo è un leone con le ali e siamo a posto, poi abbiamo fatto il circolo. Tutto andrà per il meglio da oggi in poi. Ti ringrazio, spero proprio che sia così. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Beh, io in rappresentanza della città di Venezia è con estremo piacere che consegno questo premio a questo gruppo che senza dubbio possiamo definire uno dei gruppi artefici della storia della musica popolare italiana. Quindi a nome di tutta la città, grazie davvero. Grazie ancora. Grazie, siete carinissimi. È un'emozione ricevere questo premio, grazie, veramente. Il piacere è tutto mio, avere qui Silvan veramente è un onore, un piacere, una gioia immensa, veramente. Poi quando si tratta di magia ci si deve inchinare perché tutto ciò che è magico ci lascia veramente senza parole, è vero? Buoni, mi emozionate questa sera tutti, grazie. Meritatissimo. Signori, Giovanni Rana, alziamoci in piedi signori, in piedi. Un grande applauso. Giovanni Rana. Bene, grazie. È oro massiccio qua, ragazzi. Ben, grazie mille. Leone d'Oro per la comunicazione a Striscia la Notizia, che per l'occasione ha inviato in laguna un veneto doppio, che della chiarezza ha fatto mestiere e forse anche abito.
Moreno Morello, che ricevuto il premio dalle mani del patron dell'evento, Sileno Candelaresi, ha risposto alle domande del padrone di casa portando in palcoscenico tutta quella sana sfrontatezza Qui è andato in onda su Rai 1, a lui e al programma Palazzo di del mettere a Cinema. segno vere e proprie cacce all'uomo e alla truffa. Questo mi dà tanta carica, è stato comunque un onore eccezionale e posso dire senza tema di smentita che ho imparato, sto cercando di imparare a cantare con le canzoni dei Nomadi, che sono veramente, a parte secondo me, tiro un po' l'acqua al nostro mulino, molto belle, non sono così facili da cantare. Ho imparato a cantare con i Nomadi, o almeno ci sto provando. Bene, ci stai riuscendo bene. La danza è un'arte difficile e per qualsiasi ragazzo che deve interpretare questa strada ha bisogno di tanta passione. Io ho sacrificato quasi tutto me stesso, sono andato via dall'Italia a 16 anni, ero a 16 anni primo ballerino in Francia. Il sacrificio prima di tutto, giusto? Sì, da solo, in Inghilterra, a New York, a Vienna, per poi rientrare in Italia ed essere una stella della danza. Ma sì, ma io credo che il compito di un cantautore non sia soltanto quello di firmare gli autografi. Io faccio tantissimi concerti, ho le piazze piene, vendo anche qualche disco, non mi posso lamentare, però penso che è bello anche impegnarsi sulle varie tematiche e penso che le 3 cose più importanti da salvaguardare nel mondo e non soltanto in Italia siano 3, appunto: famiglia, ricerca e sanità. Ciao a tutti. Che fai? Allora, grazie Franco. Io sono stato premiato perché faccio la radio, non mi si vede mai, tanto grazie per farmi vedere in televisione. Gianni Bella, che dopo aver scritto per la sorella Marcella grandi successi pluripremiati dal pubblico, nel 1999 comincia con Mogol a buttar giù parole e note per un signore che quelle canzoni le farà come volare. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Noi siamo nati per curare delle patologie che oggi non hanno risposta, che sono vicino ad organi critici, quindi per esempio la testa, la base del cranio, la spina dorsale, tumori dei bambini dove dobbiamo risparmiare al meglio i tessuti sani perché hanno delle aspettative di vita molto lunghe e di conseguenza non dobbiamo arrecare danni con le radiazioni ai tessuti che non devono riceverlo. Quello che diciamo è cambiato nell'ambito del trattamento del cancro negli ultimi 10-12 anni è che
in molti casi e in molti tipi di tumori, invece di utilizzare i farmaci chemioterapici che abbiamo utilizzato per gli ultimi 50 anni, utilizziamo dei farmaci e delle strategie terapeutiche che non hanno niente di esoterico, sono assolutamente, diciamo, di farmaci a tutti gli effetti, che però invece di agire sul tumore agiscono sul sistema immunitario del paziente. Quello che posso dire è di fare con orgoglio e con soddisfazione, con entusiasmo, con grande identità il mio lavoro, quello del magistrato, e con la consapevolezza che oggi è quanto mai difficile farlo con la cultura che io cerco di dare nel mio lavoro, perché oggi purtroppo, e lo dico anche facendo autocritica, oggi la nostra società in genere e anche la magistratura, ahimè, sono permeati da una cultura del giustizialismo. Maestro, questo è il suo meritato Leone d'Oro. Grazie. Ho già ricevuto altri premi qua, sempre d'oro, tipo la Gondola d'Oro nel 68, sempre per questa canzone qua, A chi, eccetera. Quindi grazie tante e spero di meritarlo, insomma. Ecco. Negli anni '80 moltissimi si sono innamorati con questa canzone e poi è diventato simbolo anche di un film che poi ha fatto epoca, no? Vacanze di Natale. È troppo bella. Lo vedevo la settimana in gomma, no? Questo Alberto Sordi con Leone d'Oro, bellissimo, ma io lo voglio condividere con la mia famiglia e i miei bambini e lo dedico al mio fratello in blues, Pino Daniele, al quale faccio un grande applauso. Io ho avuto una carriera che è impossibile neanche prevedere, perché ho fatto 151 successi, infatti, 75 combattuti. Nelle prime 10. E un'altra sorpresa che la dico perché so che gli italiani sono contenti. Ho venduto 523 milioni di dischi, me l'ha comunicato la SIAE. Nel mondo. Beh, è un onore ricevere questo premio perché è un premio prestigioso e soprattutto a fine carriera. Oltre ad essere stato un grande campione di calcio, è un grande campione anche di vita, perché è una persona per bene, una persona, insomma, stiamo parlando di una persona meravigliosa. Sono rimasto fedele alla Fiorentina per 15 anni, quindi non potevo andare da un'altra parte. Però possiamo, è vero. Possiamo dire che Giancarlo era del Milan, però, perché il papà aveva un bar. Vabbè, da bambino sicuramente. Del Milan e è vero. Rivera, mi sembra. Sì, era ammiratore di Rivera. Io ero per l'Inter, quindi è tutto dire. Vedi Luciano, vabbè, da ragazzi ognuno aveva la sua squadra. Ringrazio per questo premio, sono onorato di essere qui, passare questa meravigliosa giornata, questa splendida, meravigliosa città. Nella mia peregrinare in provincia, che ha rappresentato poi un momento di gavetta, di esperienza per arrivare poi a società importanti come la Juventus e come l'Inter, sono passato anche da Venezia, dove vincemmo un campionato dalla B alla A nel 97-98, per cui qui insomma ho vissuto dei momenti, delle emozioni veramente forti. Ecco, io dissi quando entrai in questo sistema che il calcio doveva essere didascalico e moralizzatore, doveva insegnare, perché noi siamo portatori, al di là del risultato sportivo e al di là chiaramente dell'interesse economico, portatori di valori che sono i valori fondanti della società civile, i valori dello sport, che sono il superamento di steccati di carattere sociale, culturale, economico e razziale. No, io ti dico sinceramente, sono onorato, di solito si dice così, è stato molto bello essere qui, è bellissimo prendere questo premio, è stato carino anche quando mi hai scritto che era in oro zecchino 24 carati, se no non sarei venuto. Cosa hai provato dopo il calcio di rigore di Grosso, proprio in quel momento? Non so se te lo ricordi, ma penso di sì. Come no, me lo ricordo benissimo. Sono andato nella panchina e ho preso la tuta, perché dentro alla tuta ho aperto lo zip e c'avevo gli occhiali.
E siccome nel 96, quando vincemmo la Champions League a Roma, io correndo verso i giocatori mi cascarono gli occhiali dal taschino e li pestai e li ruppi. Siccome la mia vista non è migliorata in 10 anni, è peggiorata, allora ho pensato bene di preservare gli occhiali. Perciò, allora infatti tutti mi hanno chiesto nel mondo, ma come può uno che diventa campione del mondo andare a prendere la tuta, aprire lo zip, prendere gli occhiali, no? E poi festeggiare? E io ho fatto questo. E adesso quegli occhiali lì, sai dove sono? Sono a Zurigo, al museo del calcio. Minimo. Lei è la storia del calcio italiano. Ha allenato tantissime squadre, la Juventus, l'Inter, eccetera. E ha allenato tantissimi campioni. Qual è secondo lei il calciatore un campione, più campione degli altri che ha allenato, insomma, che ha avuto soddisfazione? Ma dal punto di vista tecnico il calciatore più bravo che ho allenato è stato sicuramente Zinedine Zidane. Una persona fantastica, un ragazzo umile, ogni tanto qualche colpo di testa, ma non è stato l'unico, quello lì che ha fatto al mondiale, ne aveva fatti altri anche in Champions League, però un grandissimo calciatore e soprattutto una persona fantastica che aveva. E questo è il segreto delle grandi vittorie, delle grandi squadre, quando i grandi calciatori mettono tutta la loro qualità al servizio dei compagni della squadra. Allora, grazie, chiedo scusa del ritardo, ma veramente ho smontato tutta un'agenda per esserci, per ricevere questo premio, Leone d'Oro. Credo che il nome e anche il colore del metallo, molto caro al mondo olimpico, e non solo al mondo olimpico, ovviamente acquista simbolicamente un significato tutto particolare. Leone d'Oro per meriti professionali a Pino Insegno. Devo dirvi che la prima volta che prendo e veramente mi godo un trofeo per me stesso ed è il Leone d'Oro, quindi ti ringrazio e ringrazio tutti quanti. Non può che non parlare, insomma, perché lei ha fatto tutto dall'età di 15 anni che ha successo. Qual è il segreto? Beh, sono nato così. Talento. Mia mamma diceva che avevo cominciato a giocare prima di nascere. Vado più fiero di questo che mi stai dicendo che di tutte le statistiche che avete letto qui. E quindi la nostra è una missione davvero, quella di far crescere i bambini in un mondo migliore, e questo è grazie a tutti noi, però noi che siamo sotto l'occhio della telecamera tutti i giorni, quotidianamente, abbiamo da fare un qualcosa in più per loro. Il patriarca non è solo colui che celebra, ogni tanto vedevo il profilo della basilica che appare nella nostra bella basilica, ma è soprattutto una persona che si mette a servizio di una città, noi preferiamo dire della nostra gente. Leone d'Oro per la pace a Sua Eminenza Cardinale Gerhard Ludwig Müller. Mi ricorderò ogni giorno nella preghiera come ricordo. La motivazione è un paladino della democrazia costituzionale e del pluralismo politico e economico. Dimostra con il suo esempio quanto sia importante il rispetto dei poteri all'interno dello Stato albanese e quanto questo fattore sia fondamentale per determinare le premesse fattive per gli investitori stranieri, per l'uomo che ha saputo trasformare l'Albania dalla sofferenza al più grande stato di crescita, per il suo ruolo da pacificatore e per la coesistenza e l'armonia etnico-religiosa
in un paese che negli ultimi 100 anni ha visto molte guerre, l'ultima 20 anni fa quando era primo ministro. Per questo motivo il Comitato del Gran Premio Internazionale di Venezia ha l'onore di premiarlo con il Leone d'Oro alla carriera. Vediamo il video. Grazie. Queste sono state le eccellenze e tornando a noi, come dicevo prima appunto, ora voi siete qui perché siete i numeri uno del vostro territorio ed è giusto che venite premiati appunto dalla nostra organizzazione, dal nostro ente. Iniziamo subito con Star Chef Lion Golden. Voglio far venire qui sul palco Concetta Bianco, Tina Bianco, conosciuta come Tina Bianco, Tina, e anche Vincenzo Schiavo. Tina Bianco è la coordinatrice nazionale dello Star Chef Lion Golden e stiamo portando avanti questo discorso perché secondo me gli chef meritano veramente visibilità, immagine se sono veramente bravi e in questo caso questa sera ne premieremo 4 in particolar modo e vogliamo subito innanzitutto dare a Tina Bianco la stella del Leone d'Oro perché lei è la coordinatrice, quindi gli diamo la stella con meritata stella è anche la pergamena di coordinatrice nazionale di Star Chef Lion Golden. Quindi... Io voglio ringraziare il comitato, voglio ringraziare il presidente Sileno Candalaresi, Luz Sarcinelli e tutti quanti voi, pietronisti, quindi veramente grazie. Questa è dedicata. Siamo sicuri che farai un buon lavoro perché sei una donna onesta, seria e possiamo contare su di te. Grazie. Grazie mille. È bello dare a Tina questo riconoscimento, lo dicevamo prima, insomma una donna di altissimo profilo che l'Italia merita e meritiamo perché poi grazie a lei andiamo alla ricerca di numeri uno nel mondo che portano alto il nome degli italiani, il gusto dell'Italia, la bellezza dell'Italia. Quindi grazie Tina, grazie mille.
Secondo riconoscimento allo chef Angelo Berardi. Prego Angelo, vieni qui. Tu ci dai una piccola presentazione dello chef Angelo? Sì. Da dove viene? Allora, da dove viene? Vabbè, lo dirà lui perché comunque ci troviamo in Valle d'Aosta, sì? Non ricordo. Alto Adige, in Dolomiti. Allora, grazie intanto per questo riconoscimento, vi ringrazio per aver posto la vostra fiducia nei miei confronti anche. Dedico questo riconoscimento in special modo alla mia famiglia, mia moglie Maria, mia figlia Carol e mio figlio Giampaolo, perché comunque mi supportano nonostante io sia a 1000 chilometri di distanza da casa e ci vediamo ogni 7-8 mesi. Dedico anche questo premio all'hotel e ristorante dove sto lavorando da 10 anni e dove sto portando avanti la cucina senza glutine, dedicandomi a gente che realmente a tavola ha seri problemi. In questo momento mi dedico tantissimo anche alla celiachia perché il ristorante dove lavoro è l'Hotel Villa Madonna Siusi, ringrazio anche il direttore Enrico Minuscoli che al momento non c'è, perché circa 10 anni fa, quando avevo fatto un qualcosa per un bambino celiaco, la mamma è venuta da me piangendo e dicendomi hai reso felice mio figlio. Questa frase io la porto con me da 10 anni e uso il motto che a tavola nessuno deve essere diverso, deve sentirsi diverso. Dunque il nostro compito in questo momento, chi in un modo e chi nell'altro, è di dedicare le proprie capacità veramente con passione e amore per quello che si fa, rendendo felici le persone. Complimenti. 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 Questo è tuo. La mettiamo? Mia mamma? Sì. Vogliamo fare la foto? Vediamo anche i figli dopo. Certo. Star Chef Lion Golden. Allo chef Salvatore D'Alterio. Salvatore viene dall'Australia. Salve, buonasera a tutti, vengo dall'Australia. Niente, volevo ringraziare sia il comitato che al presidente, la segretaria Tina Bianco. Per me è un onore stare qua oggi, anche perché la via è molto lontana. Dedico questo premio, questo riconoscimento sia alla mia famiglia che alla mia categoria,
e approfitto per spendere 2 parole alla nostra categoria per una ripartenza, diciamo, forte e galoppante, anche se negli ultimi anni, diciamo, si è un po' fermata e ce ne stiamo accorgendo solo adesso dei danni collaterali che stiamo, diciamo, riscontrando tutti i giorni. È proprio grazie a queste associazioni, a questi premi, a tutte queste bellissime persone che ci supportano. Volevo dare un augurio alla mia categoria, quindi chef e tutti i collaboratori che cooperano a livello giornaliero e quotidiano con noi, ma soprattutto a tutte le persone che possono fare la voce più alta per noi, anche perché noi lavoriamo, come sappiamo, tutti i giorni, non è che abbiamo la voce così forte per farci ascoltare, quindi confido nelle istituzioni e specialmente in voi per una ripartenza veramente molto forte. Grazie. Sì, difatti lo abbiamo detto prima, noi oltre, come dire, a dare lustro ai primi che stiamo iniziando a trovare grazie a Tina, quindi il Gran Premio del Leone d'Oro riconosce questo merito in queste eccellenze che abbiamo nel mondo, ma stiamo lavorando per fare in modo che si trovino dei fondi per poter fare una piattaforma per sostenere queste professionalità e gli imprenditori che hanno voglia di poter costruire quello che è la bellezza dell'Italia nel mondo grazie al fatto che oggi voi fate parlare bene della nostra Italia. Quindi grazie mille chef, grazie mille. Star Chef Lion Golden. Allo chef Vincenzo Fiore. Vincenzo viene dall'Inghilterra. Sì, volevo ringraziare tutti voi, il Presidente, scusatemi. Un po' di emozione. Dai. Vincenzo, ho il piacere di conoscerlo, è un professionista di generazione, il papà, la famiglia, quindi quando, come dire, un frutto non cade lontano da un albero, no? Quindi un figlio d'arte che poi va nel mondo e oggi è uno chef che ci riempie d'orgoglio in Inghilterra, e quindi grazie Vincenzo per quello che stai facendo in un paese lontano dal nostro, ma state costruendo l'economia e la forza del nostro paese nel mondo. Grazie mille Vincenzo. No, io cerco di portare il Made in Italy perché amo l'Italia, amo Napoli, il mio paese, e volevo ringraziare mia moglie e i miei figli. Ecco, l'emozione è proprio questa. Bene.
Star Chef Lion Golden. Chef Carmine Mottola. Carmine viene dalla Svizzera. Benvenuto Carmine, quindi ci dici un attimo. Dalla Svizzera, bene, bene. Prego, raccontaci qualcosa. Allora, io nel 2018 ho aperto una società di consulenze per hotel e ristoranti, quindi sono uno chef che aiuta società e imprenditori in questo pazzo mondo della ristorazione. E al momento abbiamo 25 ristoranti e 5 hotel che diamo una mano a tutti gli imprenditori. Bene. Sì. Sì, anche questa insomma è un'altra bella realtà dove vanno enfatizzate, perché avere la conoscenza, avere l'esperienza e metterla a servizio degli altri è un nobile gesto, che lo si fa sicuramente per, come dire, sviluppare economie e per poter fare business, ma sicuramente permette a tanti italiani che non conoscono come fare internazionalizzazione, come poter aprire un'attività in un altro paese, non solo la Svizzera ma anche nei paesi arabi, quindi è presente, quindi continueremo a fare in modo che la sua conoscenza possa essere messa a disposizione degli altri imprenditori. Bravo e complimenti. Grazie mille. Volevo ringraziare il Presidente e il Comitato, grazie mille. E noi ringraziamo te. Io sono orgogliosa di voi. Riconoscimento speciale per meriti professionali al presidente dell'associazione Associazione Noi Nuova, Ospitalità Italiana. Vediamo di chi stiamo parlando. Gianni Armiento. Non sei solo. Assolutamente sì. Allora, innanzitutto grazie Presidente, un ringraziamento al Comitato. Ci sono, sì, ecco. Siamo un gruppo di amici fondamentalmente, Presidente. Allora io innanzitutto volevo ringraziarvi. Di solito non sono molto emozionato perché oggi avete premiato dei personaggi illustri, dei grandissimi chef. Io, ahimè, sono un povero maître d'hôtel. So gestire l'emozione, ma oggi invece sono particolarmente emozionato. Perché? Perché anche A, per un discorso personale e B, per un discorso di associazione. Noi circa 1 anno e mezzo fa, un gruppo di amici del mondo della sala, del vino, dell'accoglienza del ricevimento, della scuola, perché siamo comunque delle figure, tra virgolette, del front, noi siamo con l'ospite, mentre lo chef con le sue grandissime capacità
le mani, opera e lavora su materie prime d'eccellenza, noi cerchiamo con il nostro servizio, che è intangibile, di regalare emozione. Io da 22 anni mi emoziono continuamente come se fosse il primo giorno, e il riconoscimento A come operatore e B come presidente di Nuova Ospitalità Italiana è forse uno stimolo a fare ancora di più, almeno ci proviamo, e di questo ne sono orgoglioso e vi ringrazio. Grazie a lei, a voi. Vincenzo, vuoi dire qualcosa nel frattempo? Sì, ovviamente è un'associazione che dà lustro e cura, come diceva prima, come dire, i nostri clienti, no? Quello che è quella materia che non è tangibile ma va curata, e soltanto i professionisti poi possono trasferire queste opportunità. Complimenti, grazie. Grazie. Vieni qua, vieni qua. Riconoscimento speciale per meriti professionali all'imprenditrice di successo. Vediamo a chi? Flora Nerucci. Flora, adesso ci devi parlare un po' del tuo ristorante, certo, che è bellissimo, io ho visto delle foto, quindi stile medievale, no? Del 1400. Sì, io ho un ristorante all'interno di un palazzo del 1400, era un'ex residenza dei Farnesi, io vengo dalla provincia di Teramo in Abruzzo, e il mio ristorante, diciamo, che valorizza i prodotti del territorio, perché noi abbiamo dalla raccolta alla tavola al tartufo e funghi. Io sono lo chef del ristorante, mio marito è sommelier, e portiamo avanti questo piccolo ristorante cercando di valorizzare il territorio sia a livello culinario che culturale. Quindi sì, cerchiamo di, insomma, di far conoscere un po' della piccola Italia in giro. Sì. Bene, allora facciamolo venire a tuo marito, perché voi siete insieme nell'azienda, quindi le foto ve le mandiamo noi. Quindi tutti e due, ecco qua, con il riconoscimento, così. Grazie. Uno e l'altro, sì, a fianco di lei, perché siete insieme, quindi vuoi dire qualcosa? Facciamo le foto. Sì, facciamo le foto. Voglio far venire qui Giorgio Vianello. Vieni. E ovviamente poi ci dirà qualcosa anche Lorenzo Maier. Riconoscimento speciale per meriti professionali ad un grande professionista del food che da tantissimi anni è un imprenditore di un locale storico di Venezia, pensate, dal 1784. Vediamo di chi stiamo parlando. Domenico Stanziani, pensate, ha un ristorante dal 1784 e non li dimostra, non li dimostri tutte queste età, insomma. No, sto scherzando. La chirurgia plastica fa miracoli, vedi? 1784. Diciamo, la storia è lunga, a parte tutto, ho visto che abbiamo anche dei paesani, io sono di origine abruzzese, devo ringraziare, io ieri al Presidente gli ho detto, ma che è sto premio? È arrivato come un fulmine a ciel sereno, e niente, io spero di meritarlo, io lo dedico ai miei figli, ma prima dei miei figli e mia moglie ovviamente lo dedico ai miei genitori che mi hanno dato questa fortuna di farmi nascere in questa meravigliosa città. Perciò io dico sempre,
sono nato in cattività. Adesso che mi date questo premio mi date un'ulteriore responsabilità. Perché 1784? Perché io sono figlio di cuoco, nipote di cuoco. Poi noi veniamo da un paesino che forse gli amici conoscono, che è Villa Santa Maria, che si chiama la patria dei cuochi. Io non mi fregio del nome di cuoco o chef, che è una cosa molto profonda. Ho visto Vincenzo, so cos'è quella lacrima, so cos'è, veramente sono grandi personaggi in cucina, fanno, con rispetto ai maître d'hôtel che sono bravissimi, che fanno, come diceva l'amico, scusatemi, tutti i nomi non me li ricordo, ma per me sono un po' tutti amici. E addirittura nel paesino, diciamo, nostro, il sindaco è un cuoco. C'è una scuola alberghiera famosa, importante, che sforna cuochi, camerieri, barman. Diciamo, in questo piccolo paese, con questa roccia bellissima, che io tutti gli anni torno, e purtroppo, come diceva l'amico, questa pandemia, non mi ricordo, no, ecco qua, lo chef, ci ha un po' frenato, e io manco da 3 anni dal paese e sento questa mancanza, perché anche un po' devo stare qua e difendere le mie aziende. Comunque non voglio dilungarmi, io grazie, proprio Presidente, è un fulmine a ciel sereno. La realtà è che abbiamo buon pesce qui in Italia, siamo fortunati, quindi voi siete veramente l'eccellenza dell'Italia. Diciamo anche che voi non avete un beige, cioè non sapete quando iniziate, non sapete quando finite. C'è solo l'amore. Anche Vincenzo quella lacrima è così, lui in Inghilterra, Vincenzo come loro, ma loro trasmettono, tutti noi trasmettiamo la forza. L'artigianato, cioè qua si fa tutto in casa, è l'Italia, è la nostra terra, e Venezia ospita questo leone all'acqua, spero ci protegga. Quindi vive l'Italia. E viva l'Italia, sempre. Sì, scusatemi, anche io ho un po' di emozione e grazie. Cosa vuole che le dica, Presidente? E grazie anche alla Commissione. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Sì, è un piacere avere qui Domenico. Oltre a tutte le cose che sono già state dette, io mi permetto di aggiungerne 2. Il suo locale, oltre a essere ovviamente un ottimo ristorante, è per noi veneziani anche un po' un punto di riferimento, un punto di ritrovo dal punto di vista della politica, delle iniziative anche sociali che vengono fatte, per cui il tenere vivo questo locale, oltre al fatto di portare un'ottima cucina, è anche il fatto di dare ai veneziani e a coloro che visitano la nostra città un punto di riferimento importante e prezioso. Poi Domenico è anche molto attento, molto attivo nel promuovere mostre, il suo locale, i suoi quadri che ci sono, che alcuni di noi hanno visto ieri, ne è solo una piccola testimonianza, quindi è veramente una luce importante per la nostra città, che viene da 3 anni non solo di pandemia ma di acqua granda nel novembre 2019, che come Domenico sa e come voi sicuramente sapete perché è andato sui telegiornali e sui giornali di tutto il mondo, ha messo veramente in ginocchio la nostra città. E a me piace ricordare Domenico che era sempre lì giorno e notte per cercare di ripartire al più presto, quindi il suo è veramente un riconoscimento importante. Voglio ricordare, con questo concludo, anche un pensiero al suo amato papà, che è stato veramente un grande per la città di Venezia. Grazie Lorenzo. Praticamente vi ha detto la responsabilità che ho io. Comunque non è un buon ristorante perché ogni tanto sbagliamo anche noi, questa è la verità. Forse mettevate un po' troppo sale. Sì, il pesce è già salato. Questo.
dirigente dell'Istituto Bianchi di Napoli, Angela Procaccini, mamma di Simonetta Lamberti, figlia del magistrato uccisa per errore, fu la prima vittima innocente. La Procaccini, ha lavorato per 10 anni presso il Quirinale ed è la sorella del prefetto Procaccini Roma. Ora dedica la sua vita nell'impegno sociale per i ragazzi nei ricordo di Simonetta. Toccante il suo perdono all'assassino di sua figlia. Ha trasformato il dolore in amore verso i ragazzi a rischio, il suo impegno nelle carceri minorili. Riconoscimento speciale per meriti professionali, vediamo a chi? Angela Procaccini. Grazie a tutti. Sono venuta qui perché appunto era un mio dovere avere questo riconoscimento dopo aver speso la mia vita al servizio del prossimo. Per me è una grande conquista. Quello che vi posso dire è che solo con l'amore si può sconfiggere l'odio, solo con l'amore si può sconfiggere la morte di una figlia. Io appunto ho amato il prossimo, ho amato i miei alunni, ho amato i ragazzi a rischio, i ragazzi del carcere minorile di Nisida, ai quali ho fatto dei laboratori di scrittura poetica, e ho fatto tutto questo perché è solo così che posso mantenere viva la mia creatura, una bambina deliziosa, bionda, esile, delicata. L'unica sua colpa è essere accanto al papà nella macchina quel maledetto 29 maggio, nell'attentato appunto teso al padre magistrato durante il tragitto dal mare di Vietri a casa. Ci fu questo attentato, il padre venne ferito in maniera grave, la bimba rimase uccisa. Ma poi la nostra vita è stata difficilissima. Quando succede una cosa del genere è come se si scatenasse un maremoto, crolla tutto, la famiglia è crollata, il padre è impazzito e io ho avuto la forza di riprendermi dopo aver capito che non era quella la strada giusta, lasciarsi andare. Voi mi insegnate, siete tutte persone del mondo del lavoro che faticate duramente e sapete com'è difficile riprendersi dopo certe situazioni. E io a un certo punto ho capito che la maniera giusta per reagire era rinascere. Perché, se non mi sbaglio, Pablo Neruda diceva: noi creature umane non siamo fatte per nascere perché non c'è nessun sacrificio, siamo fatti per rinascere dopo appunto una tragedia come quella che ho vissuto io. Vi ringrazio e in questa situazione naturalmente, oltre che dedicarla alla mia bambina che è sempre vicina a me, vorrei dedicare ai miei genitori, 2 persone amabilissime e piene di cultura che mi hanno dato quel nucleo caldo di sentimenti, di affetti che mi hanno poi permesso la rinascita. Grazie. Allora, Angela ha scritto un libro bellissimo, Il silenzio degli adolescenti. Infatti l'avevo chiesto se lo mandano, eccolo qui, ecco. Quindi ci sarà questa presentazione il 6 ottobre ed è un libro bellissimo. Noi l'abbiamo presentato anche al Comando Militare dell'Aeronautica di Capodichino. Io ho organizzato questa presentazione per lei e l'hanno chiesto tutti, perché tutti in qualche modo, no? Queste storie raccontate agli insegnanti, vero? Sono vari bambini e ragazzi con un loro vissuto particolare che, avendo conosciuto io nel mio ruolo di docente e anche di mamma, ho pensato di trasmettere anche agli altri. I bambini, i ragazzi hanno bisogno di noi
hanno bisogno di calore, hanno bisogno di amore, amore con la A maiuscola, in cui tu doni senza sperare di ricevere molto in cambio. E tutti i diritti d'autore di questo libro sono devoluti alla Fondazione Santo Bono Pausilipon. È una goccia nel mare, ma comunque anche una goccia può, diciamo, ampliare il mare, quindi anche quello è importante. Grazie ancora. Di fronte a queste cose non si hanno parole, cioè il silenzio dice tutto. Facciamo una foto di rito. Dai. Ora facciamo venire qui il dottor Walter Scognamiglio. Buonasera a tutti, chiamiamo anche il dottor Pierluigi Vellone. Bene. Un'emozione che ha lasciato Angela, bisogna ancora un po' metabolizzarla, quindi facciamo un altro applauso ancora ad Angela. Bene. Faceva parte del gruppo che nei primi anni 70 sperimentava un diverso assetto dell'etere, portando così alla sua liberalizzazione, e ora insieme alla famiglia amministra Teleuniverso, emittente storica del Lazio e pioniera delle trasmissioni televisive in Italia. Ha assunto la guida del gruppo televisivo, che oggi conta 3 canali, in un periodo di cruciale transizione, affrontando la sfida del digitale terrestre e della convergenza con il mondo del web. Impegnato nel mondo del sociale, ha ispirato varie forme di associazionismo sul territorio e guida oggi una delle più attive reti di impresa territoriali. Signori, accogliamo con un grande applauso l'editore di Teleuniverso, il signor Antonio Magnapera. Sì, grazie soprattutto al Presidente, al Vicepresidente e a tutto il Comitato. Questo premio, diciamo, che oggi ritiro io, ma è dedicato a tutta la famiglia, perché grazie a loro che oggi io sono qui come rappresentante. Qui abbiamo anche mio fratello, che è l'amministratore delegato, Domenico, e quindi soprattutto un pensiero sia alla mia famiglia, ma soprattutto anche ai 29 collaboratori che oggi sono insieme con noi, perché soprattutto grazie a loro che da 44 anni siamo nell'etere, quindi grazie a tutti. Dopo il conseguimento delle 2 lauree in servizi giuridici dell'impresa e in economia e commercio, inizia un'escalation di carichi pubblici di altissimo profilo, iniziando come vicepresidente del CDA di Ater House SPA, società pubblica in house providing,
per passare poi a direttore generale dell'Ater, ex IACP della provincia di Frosinone, per poi approdare al massimo livello dirigenziale come direttore generale della provincia di Frosinone. Signori, accogliamo con un grande applauso il dottor Alfio Montanaro. Niente, io sono onorato di essere qui oggi e grato per ricevere questo importante premio che mi rende molto orgoglioso e soprattutto mi dà grande forza per continuare a lavorare con rinnovata dedizione. Io voglio ringraziare il Presidente, il Vicepresidente e tutto il Comitato, un ringraziamento alla mia famiglia e a tutti i miei collaboratori. Grazie, grazie a tutti. Facciamo la foto di rito. Bene, abbiamo così terminato le premiazioni, vi ringrazio. Prima di chiudere voglio lasciare la parola ai membri del comitato che diranno due cosine ognuno. Prima Lorenzo Maia, il giornalista del Gazzettino e nonché vicepresidente del premio. Grazie per essere intervenuti con noi e vi auguriamo un proficuo e lungo cammino per le vostre avventure affinché possiate raggiungere i successi che avete nel cuore e che meritate, e ci vedremo a Venezia magari per altre premiazioni. Grazie a tutti. Leopoldo Marzano, che è un commercialista ed è membro del comitato. Buonasera a tutti, anche io mi associo al collega e nulla, complimenti per tutto quello che fate e per tutto quello che siete, quindi vi auguro i migliori successi e che rappresentiate il nostro paese nel migliore dei modi. Auguri. Dottor Walter Scognamiglio, vicepresidente. Sì, buonasera a tutti. Con un filo di commozione ogni volta che noi organizziamo questi eventi, appunto perché si ha di fronte una platea un po' così variegata di situazioni, come abbiamo sentito prima Angela, e come altre situazioni più imprenditoriali. E come dico sempre io, si respira un'aria di eccellenza e di qualità in queste giornate, e questo veramente grazie a voi. E ricordavo questa mattina appunto che soltanto appena 5 giorni fa ci sono state le elezioni nazionali e speriamo tutti in un'Italia migliore, ma io credo che se la nostra nazione, il nostro paese, la nostra Italia veramente vedrà un nuovo rinascimento, questo dipende non soltanto dalla parte politica e dall'onestà dei nostri amministratori, ma dipende soprattutto da persone come voi che danno lustro e prestigio in tutto il territorio nazionale. Grazie. Vogliamo ringraziare lei, Luz Adriana Sarcinelli, che come vedete alle spalle ha scritto un libro ed è uscito circa un mese fa, Quanto vale la libertà, e già ha venduto circa 3.000 copie in un mese. Grazie. Buona serata e buon weekend, alla prossima. Grazie.